Io ho preso tanta paura, tanta, perché ho sentito mio marito urlare e non era un urlo solito. Ho detto, sto qua sta morendo, cosa pensi? Un urlo e il terrore che travolge la famiglia Moro nell'abitazione di Pralongo a Monastier. Marito e moglie sono in casa, sono circa le 18. Il marito sale nella zona notte per controllare un termostato quando si trova faccia a faccia con un uomo incappucciato. Ce lo siamo trovato dentro, mio marito, ce l'ho trovato davanti. Poteva reagire e far del male a suo marito? Più che altro mio marito è cardiopatico. Bene, dobbiamo dire che è andata bene? Dobbiamo dire così? È arrabbiata. Tanto. Lui è scappato perché non mi ha affrontato, le scampa. Il malvivente per introdursi in casa ha appoggiato la scala utilizzata dal signor Renato per potare gli alberi. Con un trapano a mano ha forato la finestra di un bagno, ha girato tra le camere da letto fino all'arrivo del padrone di casa. Mi ha preso un po' di scatole, portagioie, ma mi ha portato via un cassettino del Comò, che è un Comò vecchio rimesso a posto. Cosa c'era nel cassettino? Non ricordo bene tutto, ma un biglietto scritto da mia figlia per la festa della mamma. Mi dispiace. Sì, perché me l'ero messo via. A quel punto il malvivente si è chiuso a chiave in bagno ed è scappato dalla stessa finestra da cui era entrato. Le è venuto giù per la finestra, ha fatto un salto grande. Là le cascava per terra perché aveva trovato una fedina e dopo l'ha saltata a siepe e per i campi. Un incubo per questa coppia che fatica ora a riprendere la vita di sempre. Notte non ho chiuso occhio, adesso ho preso una tachipirina, sono rimasta forse, non so, Sotto shock. Pochi chilometri più in là, a San Cipriano di Roncade, in viale Trento Trieste, almeno 4 le abitazioni prese di mira, probabilmente da chi aveva agito a Monastier. Anche qui, per introdursi in una villetta, hanno usato un trapano a mano. Hanno fatto un disastro, racconta il proprietario, parlando di quello che i malviventi hanno lasciato dietro di sé. Stanza a soqquadro e nel bottino, ancora una volta, sono finiti i ricordi, gioielli appartenuti alla madre, venuta a mancare qualche tempo fa, della padrona di casa. Dolore che si aggiunge ad altro dolore. Quello stesso senso di insicurezza che vive la famiglia che abita in affitto in una villetta poco distante da qui. Ladri in azione all'imbrunire, dopo aver forzato una porta-finestra sul retro, hanno svuotato cassetti e armadi alla ricerca di gioielli. A sparire per sempre oggetti in oro appartenuti alla nonna e alla bisnonna, oltre agli orecchini della figlioletta di 5 anni. Il danno maggiore è che tutto quello che avevano hanno preso tutto l'oro. Danni fisici no, psicologici rimane. No, quell'ombra nera. Immagino che la signora insomma aveva tutte le sue cose e adesso non le ha. Non tornano più. Sempre nella stessa serata, ma stavolta a Mogliano, diversi colpi segnalati. Nella frazione di Marocco, furto in un'abitazione di via Martiri Belfiore, mentre i proprietari sono a cena fuori. In pieno centro, invece, intorno alle 18:45, 4 uomini con il volto coperto da una calza si sono introdotti in una villetta di via Pavan. All'interno un'anziana di 90 anni. Gli uomini, ripresi dalle telecamere dell'abitazione, dopo aver scavalcato il cancello, hanno tentato di forzare un infisso. Attirata dal rumore, l'anziana ha aperto la finestra e si è trovata faccia a faccia con un uomo che prima le ha chiesto scusa, poi è scappato con gli altri complici a bordo di un'auto nera.